Buonasera e bentornati con l'informazione di Telefriuli. È attesa a minuti lo scrutinio del Presidente della Repubblica. Al netto di sorprese ci sarà il Mattarella bis. I partiti di maggioranza hanno trovato quindi l'accordo per il secondo mandato all'attuale Capo dello Stato. Il Presidente della Regione, Fedriga, parla di grande sacrificio e senso di responsabilità da parte dello stesso Mattarella dopo averlo incontrato nel pomeriggio, mentre grande delusione c'è in Fratelli d'Italia. Serve un pit stop nella coalizione del centrodestra, dice il coordinatore regionale Walter Rizzetto. Facciamo il punto della situazione in questo primo servizio. C'è voluta una settimana di fumate nere, candidati bruciati all'altare dei voti, fitte trame e litigi, ma alla fine i partiti di maggioranza hanno trovato la quadra. Sergio Mattarella è per il secondo mandato consecutivo Presidente della Repubblica. Decisiva quindi l'ottava votazione dopo il naufragio di ieri della candidata del centrodestra Casellati e dopo che anche nel corso della mattinata si era assistita all'ennesima vittoria delle schede bianche. Una scelta per la stabilità del paese, così i partiti hanno benedetto il Mattarella bis con un accordo raggiunto poco prima dell'ora di pranzo. Soddisfatto il capo della Lega Matteo Salvini, che parla di personale vittoria per aver proposto lui stesso il nome di Mattarella dopo estenuanti trattative, ma è una vittoria di Pirro per il Carroccio, con il ministro dello sviluppo economico Giorgetti che non esclude le sue dimissioni dal governo Draghi. Soddisfatto anche Enrico Letta, segretario del PD, la cui base assembleare ha salutato questa decisione con un lungo applauso. Giuseppe Conte, Movimento 5 Stelle, parla di ottimo risultato, mentre il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, annuncia che non sarà un mandato a scadenza ma settennale. Lo stesso Mattarella, al termine di un incontro con le delegazioni del partito, ha sciolto le riserve dicendo di essere pronto al secondo incarico. A ringraziare lo stesso Capo dello Stato per il grande spirito di sacrificio è il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, che nel pomeriggio si è recato da Mattarella in qualità di Presidente della Conferenza delle Regioni insieme a una delegazione. Il Presidente, essendo garante dell'unità nazionale e dell'unità tra istituzioni, abbiamo voluto portare il nostro ringraziamento e ovviamente ribadire la nostra totale collaborazione per far sì che il Paese possa camminare e anche saper guardare al futuro con ottimismo e con la capacità di reazione come abbiamo dimostrato in questi anni. Unici scontenti, almeno per ora Fratelli d'Italia, il Mattarella bis fa arrabbiare il movimento di Giorgia Meloni, all'orizzonte si affaccia uno strappo nel centrodestra. Ci aspettavamo un esito evidentemente differente, se lo aspettava in primis ritengo il presidente Sergio Mattarella, un esito molto differente. Qui voglio dire sono tutti che hanno vinto, ritengo che invece questo Parlamento non abbia vinto questa volta. Diciamo che il centrodestra deve fare un bel pit stop secondo me. È una soluzione senza vincitori né vinti, lo afferma il Presidente del Consiglio regionale, uno dei tre grandi elettori del Friuli Venezia Giulia, Piero Mauro Zanin, che aggiunge che quanto avvenuto non nasconde la debolezza politica dimostrata nel non sapere trovare una sintesi. Zanin afferma poi che è stato un errore proporre la Presidente del Senato Casellati senza avere una convergenza sui numeri, oltre al fatto che, conclude Zanin, si è sancita l'impossibilità del centrodestra, pur avendo maggioranza relativa del Parlamento e maggioranza nel Paese, di poter decidere un nome. Sull'elezione di Mattarella interviene anche l'altro grande elettore, Sergio Bolzonello, che parla di scelta condivisa dal Paese per Mattarella. Dall'ottava votazione non usciranno, comunque dice Bolzonello, né vincitori né vinti, ma semplicemente la conferma di un metodo vincente, una strada perseguita questa dal PD, scevra di protagonismi e di personalismi. Lasciamo questa pagina dedicata alla politica, affrontiamo la cronaca con un gravissimo incidente mortale avvenuto nella notte a Fiumicello. A perdere la vita una 51enne, la donna, secondo una prima ricostruzione, aveva perso il controllo dell'auto terminando la sua corsa fuori strada contro un palo della luce. Fatale l'impatto, il fatto è accaduto in via Levata. Alcuni passanti hanno lanciato l'allarme tramite il 112 sul posto, oltre al personale sanitario e vigili del fuoco di Cervignano che si sono fatti carico della messa in sicurezza e le forze dell'ordine per tutti i rilievi. E ora l'emergenza sanitaria con altre 4.193 persone positive nella giornata di oggi. Nei dettagli, lo possiamo vedere dal bollettino sanitario, in Friuli Venezia Giulia su 8.966 tamponi molecolari sono stati rilevati 1.067 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'11,90%.
21.410 test rapidi antigenici realizzati, 3.126 casi rilevati, 14,60%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 42, mentre quelle in altre reparti scendono a 474. Per quanto riguarda l'andamento della diffusione del virus tra la popolazione, la fascia più colpita è quella in età scolare, ossia quella da 0 a 19 anni, col 28,31% delle positività. Nella giornata odierna si registrano i decessi di 14 persone. E ora facciamo proprio il punto della situazione sui contagi e sui vaccini. Nel corso della settimana il picco è stato sostanzialmente raggiunto, la zona rossa si allontana sul fronte della profilassi. Sono ancora pochi i bambini e gli under 19 vaccinati, nonostante l'allarme delle positività nelle scuole. In 68.000 non hanno ancora ricevuto una dose. Sentiamo. Con 28.505 casi in 7 giorni, rispetto ai 30.943 registrati nella settimana precedente, il picco di Omicron è stato superato. Si intravede quindi la luce in fondo al tunnel di questa quarta ondata. L'incubo zona rossa per il Friuli Venezia Giulia si allontana, anche se restano da monitorare i ricoveri. Il carico ospedaliero si è, infatti, alleggerito del 3% nella terapia intensiva rispetto ai 7 giorni precedenti, ma è aumentato del 10% negli altri reparti Covid. Ma il superamento del picco gioca in questo senso a favore. Dal 1 febbraio scatta invece l'obbligo vaccinale per i cinquantenni. Ancora circa 50.000 le posizioni da regolarizzare, per non incorrere nelle sanzioni da 100 euro. La forbice dei Novax si è ristretta sensibilmente negli ultimi 15 giorni, mentre non prende piede la vaccinazione dei bambini tra i 5 e gli 11 anni. Nonostante sia questa la fascia di età più colpita da Omicron, solo in 12.000 hanno ricevuto almeno una dose. L'80% invece di questa popolazione, ovvero circa 53.000, non si è ancora sottoposta alla profilassi. Il Friuli Venezia Giulia risulta quartultimo in classifica. Complessivamente sono in 68.000 i giovani tra i 5 e i 19 anni che risultano non vaccinati. E ora l'economia, con l'allarme lanciato da Confartigianato sul super bonus. Non basta una sola cessione di credito a rischio famiglie e imprese. Sentiamo il presidente Tilatti. Lanciamo questo allarme perché con questa misura introdotta nel decreto sostegni mettono in difficoltà sia le famiglie sia le imprese, perché la non cedibilità del credito d'imposta mette in difficoltà sia i fornitori che le famiglie che gli esecutori. Noi crediamo che il governo con questa misura voglia dire fine a questa misura, che è una misura intelligente che andava nella direzione anche richiestaci dell'Europa di rigenerare tutto il nostro patrimonio edilizio, in particolare quello residenziale, e in questa misura ci troveremo all'appuntamento fra 6 anni senza aver potuto portare avanti il processo di rigenerazione. Questo processo di rigenerazione del nostro patrimonio era anche un modo per rispondere, diventare un paese più green, meno energivoro e meno inquinatore. Cosa chiedete a questo punto? Che si ritorni allo status precedente? Ma io credo che il governo debba ragionare un momento e ripristinare lo status precedente per consentire a quelli che hanno in corso di poter onorare i loro impegni. Poi su questa misura sedersi a tavolino, fare un percorso pluriennale in modo che tutte le difficoltà che sono nel frattempo intervenute, come l'esplosione dei prezzi delle materie prime e la mancanza di manodopera, possono così in qualche modo essere devolute nel tempo. Costi alle stelle e mancanza di materie prime, è così che lo stabilimento Electrolux di Porcia rimane fermo 4 giorni. Sentiamo Alberto Comisso. Mancano le forniture e lo stabilimento Electrolux di Porcia si ferma. Per il gruppo svedese il 2022 si è aperto con alcuni dei problemi che già erano stati riscontrati l'anno scorso: costo delle materie prime alle stelle e soprattutto ritardi nella consegna dei materiali per realizzare lavatrici e lavasciuga di fascia medio-alta. Impossibile pertanto proseguire con la produzione se all'appello mancano i vari componenti come le schede elettroniche. L'azienda ha quindi comunicato ai dipendenti del più grosso stabilimento del gruppo in Italia 4 giorni di stop, situazione obbligatoria a Porcia, mentre nello stabilimento di Susegana, dove vengono prodotti frigoriferi, al momento non è previsto alcun blocco.
La pandemia da Covid-19 continua sì a costituire un problema sanitario, ma anche economico. I prezzi delle materie prime sono schizzati alle stelle e, mancando manodopera, molte delle componenti elettroniche si fanno fatica a trovare. Riflessi dannosi per Electrolux, che per quanto riguarda il 2021 ha dovuto fare i conti con un utile diminuito del 29% rispetto all'anno prima. Voltiamo pagina, 9 pietre d'inciampo dedicate ad altrettanti poliziotti udinesi morti nei campi di concentramento. Oggi la presentazione della mostra a Palazzo Morpurgo a Udine. Sentiamo. Una storia che si è svolta qui nella città di Udine tanti anni fa, insomma, no? Quando questi 9 poliziotti furono prelevati e portati in campo di concentramento e morirono in campo di concentramento. E quindi queste pietre d'inciampo, che sono la testimonianza di chi ha patito questi drammi, questa volta riguardano anche la Polizia di Stato, per quello è una cosa molto originale anche, ma soprattutto importante per ricordare nella giornata della memoria questo terribile fatto di storia. È un'occasione per non dimenticare, sono passati tanti anni, rimangono pochi superstiti, però a noi ci tocca questa testimonianza importante da portare avanti per i nostri figli. Sì, la ricostruzione della memoria di questa storia è stata lunga. Il motore di ricerca è stata la legge del 2000 con cui l'Italia ha istituito il giorno della memoria. Negli anni successivi l'Associazione Nazionale Polizia di Stato, la Questura e i suoi dirigenti hanno iniziato a recuperare gli atti, a ricostruire questa storia che era caduta come tante altre un po' nell'oblio. Un processo che è arrivato a compimento 15 anni dopo, però è un'ulteriore pietra in questo percorso di ricostruzione della memoria. Cividale ricorda Adelaide Ristori, nata 200 anni fa, proprio nella cittadina ducale, lei che era la grandissima attrice tragica dell'Ottocento. Sentiamo. Oggi Cividale simbolicamente vuole ricordare questa sua concittadina illustre che è nata per caso a Cividale ma che sempre ha avuto Cividale nel cuore. Adelaide, oltre a essere la più importante attrice della sua epoca nel 1800, è stata anche una grande manager della sua compagnia teatrale e ha saputo, in tempi in cui la donna comunque non aveva la forza di realizzare se stessa, creare una compagnia teatrale, essere ambasciatrice dell'italianità nel mondo e ha raccolto universalmente i consensi. A Cividale si apre l'anno in ricordo di Adelaide Ristori, una donna che nell'Ottocento fece storia, una grande attrice, una grande moglie, una grande madre. Qui siamo vicino a un monumento, il monumento dedicato ad Adelaide Ristori, che venne realizzato nel 1913 e che si sarebbe dovuto inaugurare nel novembre del 1914. Quest'anno, il 30 agosto del 2022, finalmente inaugureremo questo monumento. Soroptimist International è particolarmente vicina alla figura di Adelaide Ristori e nel tempo ne ha tenuto sempre viva la memoria. In primo luogo istituendo nel 1998 il premio Adelaide Ristori, che viene conferito annualmente alla più importante e rilevante attrice che si è distinta nel corso del Mittelfest dell'anno prima. La Corte Teatrale di Osoppo, tutto pronto per la PIS teatrale Re Lear, l'uomo con la corona. Mi trovo sul palcoscenico del Teatro della Corte, immerso nella scenografia del Re Lear, la nuova produzione di Anatema Teatro con una corona di carta in mano, perché proprio così si chiama il nuovo spettacolo di Anatema, che debutterà domenica 30 alle ore 18 qui sul palco del Teatro della Corte. Re Lear, un uomo con la corona, ispirato al capolavoro di William Shakespeare, un lavoro completamente nuovo nella scrittura, la storia di un attore, di un uomo che rimane imprigionato nel suo ultimo ruolo, che neanche a dirlo è proprio quello del Re Lear. Si ritroverà immerso a vivere in una stanza di manicomio insieme ad altri personaggi, altri attori, perché insieme a me ci saranno Luca Marchioro, Massimiliano Codric e Alberto Fornasati. Allora noi vi aspettiamo per questa nuovissima produzione che debutterà in anteprima nazionale proprio domenica 30 gennaio qui al Teatro della Corte alle ore 18.
Non ci sono altre notizie, vi ringrazio per la vostra cortese e fedele attenzione e vi auguro buona serata. Arrivederci.